Alle 11 andiamo. Vabbè, tu magari molto molto giù. Allora dopo facciamo, quando stiamo da quelle parti. Bella via Mano. Vero? Allora vieni, voglio vedere questo negozio qui. Vieni con me. C'è un negozio, non è spagnolo, però è tutta la roba che c'è a Madrid. Ah. Quale? L'avrà già venduto, vero? Poverino. Stava male quindi. Sono eleganti, guarda. Cosa ha in bocca? Guarda cosa ha in bocca, un bambolino. È il suo Pepe. È il suo Pepe diciamo in Perù, no? Non diciamo Pepito, è il suo Pepe, che è un bambolino nero. Ah, muy mucho, vieni, che è bellissimo. Oh, questa pizzeria è finita, Lele. Sai che quante pizze ho mangiato qua io quando avevo stanchezza, non sapevo dove andare. Vieni che ti aiuto a salire, questo è bellissimo. Ora sì ne parliamo, Che cosa aspetta?
italiane comprava tutto di porcellana. E la gente comprava. Compravano? Sì, certo, in Perù la gente compra, gli piace, se da italiani piace. Erano gli unici, adesso ce l'hanno tutti. Aspetta, scendo prima io questo. Molla. Ah, ti fai accompagnare? Ok. Ecco qua, a posto. Andiamo lì, non c'è niente credo. Ah, vieni, andiamo a vedere e poi torniamo indietro. Ah, vedi così, guarda Raffaele, guarda l'albero. Anche elegante. È fine, lo vedi? Non è come quello lì, madonna. Non riuscivo più. Poi la quantità di bombita schermo. No, è vero. Osteopatia. Ho dimenticato il collo, ho messo lì il collo per il mio collo, capito? Chi? Ah? Andiamo a vedere, quando eri bambino? Andiamo a vedere, voglio vedere se c'è quella pasta che piace a me, vieni. Non lo sapevo. Mariella invece mi fa bere di là. O è qua, boh, non mi ricordo. Vieni, Cichi. Tanto da qui a che apra la... Ehi, vino al mattino. Ti avrei detto che venivo. Ma- Questa, che io lunedì scorso, Come in Germania? Mi scusi, siete tedeschi? direi di no, signora. No, perché questo vino lo bevete a caldo voi? Io adoro i tedeschi, ma non siamo tedeschi. No, lo beviamo come dice signora. Lo bevete caldo come in Germania? No, sì, beh, il vino rosso sì, Caldo. o meglio, non caldo, temperatura ambiente. E la cantina, Ah, ve l'hanno data adesso il vino? no, me l'ha regalato il Ah! Già dicevo, già bevendo vino caldo. signora, Saranno lei tedeschi. viene dall'America del Sud. Sì, il Perù. E poi ti ho detto, forse sono tedeschi che parlano bene l'italiano, anche perché hanno gli occhi verdi, i capelli così, quindi... Signora, non siamo tedeschi. Guardi, lei cade come me e si rompe il dente come me. Poi sono Non me andati ne parli tutti a... che sono già caduta, ce li ho proprio per questo le spade. Per carità, sì. Anche cercando la comodità cade, visto? Perché sono Sì, è grosse pericoloso. e non tengono la... Grazie signora, buongiorno. Vieni, andiamo a vedere questo. Ai Dio mio. Ehi, guarda l'albero che bello, Raffaellito. Ma bello. E poi non solo, guarda che finisce la punta su in alto, Ma a che negozio corrisponde questo, Raffaele, questa gioielleria? Ah? Sì, ma questa è una gioielleria. Lele, ma c'è solo la vetrina? Lele, c'è solo la vetrina? Che bella vetrina. In questa piazza una colonna di fascisti cagliaritani cercò di assaltare l'abitazione di Emilio Lussu, che da solo la respinse e esiliato per contribuire poi alla liberazione dell'Italia. Forza Paris sempre. Cosa vuol dire Forza Paris sempre? Ah, non è Parigi. Vieni. Oh, che bello, vieni. Guarda, anche rotta la porta. Davvero che è storico. Bello, è caldo anche. Buongiorno, senta, quella gioielleria che c'è a fianco dove funziona? Questa? Oggi è chiusa? Nicola? Ah, No, è aperto. è da- No, è una gioielleria. Ah, c'è quell'albero di Natale lì, quindi lì si spinge e c'è la porta d'ingresso. In genere è aperto. Ah, ok, è chiuso. Forse Non lo so. o altre dei uffici? Ah, no, ma non c'è la pasta che voglio io. Quando vengono le paste? Dipende quale, signora. Oh, solo tutto esposto, vero? Sì? No, a me non piacciono i cornetti. Tu prenditi quello che vuoi tu. No, andiamo, dai, saranno già all'11. Andiamo. Questo c'è sempre.
Saloon? Quello lì c'è sempre stato, tutta la vita. Non è 2 giorni quello, è tutta la vita. Ah, il caffè San Remi è chiuso. Quello è il caffè San Remi dove veniamo noi. Quindi lì c'è la gioielleria. Questa è la profumeria. Mamma mia, ma si credono proprio. Ah, questo è il Vesto Pazzo, quello che c'è a Carrefour. È da Roma che hanno aperto. Sì, che vendono collane, che non è diciamo argento, però è un materiale che dura. Antonino. Ah, ok. Ora non più. Aspetta, che va? Bene quell'alberetto, eh? Ah, ma non vorrei, sai che cosa? Di carta. Siccome loro sono tutti di riciclo, no, di carta che non mi dura niente. Io lo volevo di quello di sintetico, di plastica, di carta non ti dura niente. Mia, ma tutto proprio. Perché aveva sempre questa signora, sì, aveva il pass con una macchina nera che abitava lì, dice, ma deve essere che è morta. Sono tenuti male. Mira, guarda quei camionini. Ah? Cosa hai detto? Adesso ha aperto un altro negozio. Una volta era passato un ragazzo qui con una scatola enorme per fare i disegni. In 3, in 2 mi fa. Non è più passato. È ancora chiuso. Andiamo poco a poco giù? O sei stanco? Aspetta che ti aiuto. Vabbè, restiamo qui al centro allora. Tu questa nuova cammina è tremenda per questi bar. Lei è proprio tremenda. Entrata lì. Ma cosa? No, roba io solo per fare video. Questo no, non me lo mangio.